Postumi, a Fagarè della Battaglia, una giovane mamma con a bordo le bambine di 8 e 10 anni sbanda e si schianta contro un camion in serie condizioni, la più grande delle bimbe. Coppia di coniugi travolti sulle strisce a Belluno, la donna in terapia intensiva a Treviso, l'automobilista 69enne è risultato positivo all'alcol test. Ore di apprensione a Treviso per Enrico Renosto, colto da un malore in casa, a trovarlo la sorella Rosita. L'ex consigliere 47enne sta lottando tra la vita e la morte. Vandalismi a Mogliano, ancora una volta nel mirino auto parcheggiate. Si tratta di ragazzini che non sanno come divertirsi, dicono i residenti esasperati. Allarme caldo, la Protezione Civile conferma anche per la giornata di domani l'allerta gialla, preoccupazione dei sindacati trevigiani che chiedono l'applicazione dell'ordinanza Stefani. I malumori in casa Lega, nella notte sono apparsi degli striscioni contro Salvini fuori dal K3, intanto sembra confermata ad inizio luglio a 2 giorni di Mogliano. La fuga shock dal convento di clausura, arrivata oggi la dispensa del vescovo di Vittorio Veneto, via i voti alle suore ribelli. Esordio nel stile per la barca elettrica che ripulisce fiumi e canali, l'idea di 5 giovani trevigiani che hanno dato via a una start-up. Iniziata l'invasione veneta al raduno degli alpini a Gemona, il gran caldo ad accompagnare le prime celebrazioni della Triveneta stasera alle 21, i cori in diretta dal Duomo. Edizione di Treviso, buonasera a tutti e a tutte. Cominciamo con le notizie, l'avete sentito dai nostri titoli in apertura del telegiornale. L'incidente grave è accaduto oggi poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13:30. Un'auto si è schiantata frontalmente contro un camion. Vediamo. Ho provato a frenare, a fare di tutto per evitarle, ma mi sono trovato la macchina contro. Sono le parole dell'autista del TIR. Erano tutte e 3 a bordo della C3 azzurra, mamma e le 2 figlie di 10 e 8 anni. Stavano percorrendo via Postumi a Fagarè in direzione Ponte di Piave quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Un frontale tremendo, le lamiere dell'auto incastrate nel paraurti del camion, un impatto che ha richiesto l'intervento del SUEM 118. 2 le ambulanze arrivate e l'elisoccorso che ha trasportato all'ospedale di Treviso la bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita. Ferite ma in modo più lieve anche la madre 34enne e la sorella di 10 anni, portate anche loro al Cafoncello. Sono il proprietario del mezzo. Qui insomma è un segno per capire anche lei cosa... Sì, no, più che altro segno di vicinanza chiaramente dell'operatore, del nostro operatore, ma non ho visto niente, non posso dire niente. Avete sentito il boato, qualcosa? No, niente, no. Abbiamo sentito solo i vigili di fuoco. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa dell'invasione non sia stata un sorpasso azzardato, più probabilmente una distrazione, un malore, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale sul posto con i vigili del fuoco. Ho lasciato la macchina qui e vado in ufficio a piedi. Vigili urbani che si sono occupati anche di mettere in sicurezza l'area in una strada trafficata come lo è via Postumia, disagi per il traffico, deviazioni e lunghe code fino alla rimozione dei mezzi. Ore di apprensione per tutta la comunità trevigiana per l'ex consigliere di 47 anni Enrico Renosto, che sta lottando ancora adesso tra la vita e la morte. La situazione è ancora molto grave, sta lottando tra la vita e la morte, quindi dobbiamo solo aspettare e sperare che vada tutto al meglio, protetto da mamma Paola, che ci ha lasciati l'anno scorso. È uno squarcio nell'intera comunità di Treviso il messaggio che ci arriva da Rosita, sorella di Enrico Renosto, l'ex consigliere comunale di 47 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso. Nel tardo pomeriggio di ieri, Rosita si è recata nella camera del fratello in via Ronchese, dove vive con il padre, per capire come mai non avesse mangiato a pranzo e dopo averlo svegliato
operato, ci ha spiegato di averlo trovato in uno stato confusionale. Non riusciva a parlare e per questo ha subito chiamato l'ambulanza. Dopo una serie di accertamenti gli è stata riscontrata un'importante lesione alla testa con emorragia in corso, motivo per il quale è stato immediatamente operato. Treviso è ora appesa a un filo della speranza per uno dei volti più noti e ben voluti dell'intera comunità, come Umberto, proprietario da oltre 30 anni del bar di quartiere, che l'ha visto crescere. A fatica riesce a parlare. È un compagno di classe e amico anche di mio figlio e mi dispiace proprio, un po' di magone. E mi dispiace anche per la sua famiglia, mi dispiace veramente. Da piccolo, insomma, giocava come figlio. Mi dispiace, veramente non ho una cosa così, no. Giovane ancora, mi dispiace veramente. Ex agente della polizia stradale, è stato poi in più occasioni consigliere comunale. Nel 2018 si è anche fatto promotore della lista del movimento Quartieri al Centro. Sempre dalla parte dei cittadini restano impresse nella memoria le sue battaglie come portavoce della paura e del disagio dei residenti del quartiere Santa Bona. L'augurio tra quelli che lo conoscono è che Enrico torni tra loro al più presto. Non ci sono molte parole che mi vengono da dire, se non il solo desiderio di esprimere a lui e alla sua famiglia la mia più sincera vicinanza. Ho sempre apprezzato in Enrico il suo amore per Treviso, per il territorio e per il quartiere di Santa Bona, che ha sempre rappresentato con passione e dedizione. Sono qualità che tanti cittadini hanno avuto modo di conoscere in lui e stimare. A lui rivolgo un pensiero affettuoso e l'augurio di poter tornare presto tra noi. Forza Enrico, tutta la comunità ti è vicina, ti aspettiamo. Invece nel centro di Treviso una donna questa mattina è precipitata dal terrazzo di un palazzo. Tragedia in mattinata verso le 12 in via Tommaso da Modena, quando una donna di 45 anni si è lanciata dal terzo piano della palazzina nella quale abitava. Il corpo è stato visto subito da alcuni passanti e residenti che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Sul posto anche l'ambulanza del SUEM 118, ma per la donna non c'era già più niente da fare. La donna sarebbe stata sola in casa al momento della tragedia, mentre il marito è arrivato a seguito della telefonata dei militari che al momento propendono per il gesto totalmente volontario. Il corpo è stato vegliato da 2 pattuglie dei carabinieri che non hanno lasciato entrare i residenti che volevano parcheggiare fino all'arrivo dell'auto che ha poi portato la donna all'obitorio. La prevenzione per il suicidio ha una larga rete nel territorio. Si possono chiamare il numero verde gratuito 833 43 43 attivato dalla Regione Veneto. È un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che offre ascolto psicologico immediato, pronto ad intervenire in situazioni di emergenza e a fornire un primo supporto verso la presa in carico da parte dei servizi territoriali. Una mano tesa a chi affronta momenti di profonda crisi si può trovare anche presso il filo di Simo. Il numero è il 351 503 2430. Altri numeri utili sono quelli di telefono amico, telefono azzurro e il fondo De Leo. La cronaca, ci spostiamo a Mogliano, ancora atti vandalici, nel mirino ancora le auto parcheggiate. A terra, lungo via Granatieri di Sardegna, ancora i vetri dei finestrini mandati in frantumi nella notte tra lunedì e martedì. Segno evidente dei vandalismi che hanno coinvolto non solo questa strada, ma anche via Pirandello, via Casoni, via dei Dogi della Serenissima. Alla fine saranno una ventina le denunce presentate dai moglianesi ai carabinieri. Il vetro anteriore, destro, ci sono 200 euro adesso di franchigia. Dai. Hanno rubato un sacchettino con i soldini per i carelli e basta. Ma è successo ad altre macchine qui in zona? 4-5 macchine. Anche là in fondo. In via Granatieri almeno 6 le auto prese di mira con le medesime modalità, vetture di residenti ma anche di chi era solo di passaggio, come nel caso di un ragazzo in visita alla fidanzata che vive qui. Il finestrino anteriore destro, come tutti, sempre lo stesso finestrino, più o meno a tutta la via. E hanno portato via qualcosa? Dove hanno trovato, hanno portato via. Da Matteo, no, non aveva nulla, fortunatamente. Quindi furti o vandalismi, secondo lei? Vandalismo sicuramente, a scopo di furto. Pochi metri più in là, in via dei Dogi della Serenissima, altro raid, anche qui i vetri a terra nel parcheggio vicino al parco. Due auto.
Hanno solo fatto vandalismi? Solo vandalismo, sì, perché alle 3 di mattina ho aperto la porta e in fatalità sono scappati. La sensazione è che si sia trattato di vandalismi ad opera forse di giovanissimi. Ragazzetti, sì, ragazzetti, vandali, ecco, sono cosa fare. Non è un bel vivere. Non è un bel vivere. Non è da abituarsi, bisogna chiudere questi ragazzi qua, se saranno ragazzi. Però i danni restano, insomma ce l'ha raccontato Francesca Bozza. Noi voltiamo pagina, torniamo al delitto di San Stino di Livenza perché è stata fissata per la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, insegnante di 53 anni massacrata dal nipote 17enne che agli inquirenti ha confessato il delitto. La donna gettata nel fiume dal giovane, da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo, ma anche dei segni di bruciature, questo perché il 17enne avrebbe provato a dare fuoco al corpo per sbarazzarsene. Attualmente è rinchiuso nel carcere minorile di Rovigo. Ricordiamo questa sera alle 20:30 invece che è prevista una fiaccolata per ricordare l'insegnante promossa dal comune, dalla parrocchia e dall'istituto comprensivo dove la donna insegnava. Il caldo continua invece a mettere in ginocchio l'intero Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma anche per domani l'allerta gialla in tutto il Veneto e anche a Treviso. Nessuna tregua per il Veneto a causa dell'ondata di calore che sta attraversando l'intera regione. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma l'allerta gialla anche per l'intera giornata di sabato su tutto il territorio regionale. Afo, umidità e caldo che mettono a rischio soprattutto coloro che lavorano all'aria aperta e per questo il presidente del Veneto Alberto Stefani proprio in questi giorni ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto che vieta di svolgere attività lavorative dalle 12:30 alle 16. Fortunatamente questo giro partiamo prima rispetto ad altri anni in cui ci siamo trovati a dover affrontare il problema dopo. La volontà è che poi tutti la rispettino, perché bisogna sempre partire dal... Tu puoi fare le regole più corrette, però deve esserci la consapevolezza delle persone che quelle regole vanno applicate, perché ad oggi in queste giornate c'è veramente caldo e i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto quelli nei cantieri piuttosto che in agricoltura, in determinati settori, sono veramente a rischio e noi non possiamo permetterci di aumentare questo contatore. Un protocollo necessario che arriva dopo un braccio di ferro per tutelare proprio i lavoratori più a rischio. Un'ordinanza che si inserisce anche in un bollettino estremamente fragile di infortuni e morti sul lavoro nella provincia di Treviso. Se dobbiamo ragionare di morti sul luogo, sul posto di lavoro, abbiamo avuto un forte incremento, siamo passati in solo un mese da 5 a 8 morti. Il nostro obiettivo è arrivare a zero morti sul lavoro. Il processo di vera e propria formazione all'interno dei posti di lavoro probabilmente sta anche determinato questo forte aumento non solo delle morti sul lavoro ma anche degli infortuni, delle denunce di infortunio, specialmente nel mondo femminile. La prevenzione diventa quindi la priorità assoluta sia tra i datori di lavoro che tra i dipendenti. In questo contesto si inserisce la mostra fotografica Non numeri ma persone, inaugurata nella biblioteca di Montebelluna. Un progetto nato nel 2009 per dare un volto alle vittime morte sul lavoro. L'iniziativa promossa da CGIL, CISL e UIL territoriali con l'associazione Ruggero Toffolutti, l'associazione per Mattia Battistetti e il comune di Montebelluna è gratuita fino al 30 giugno. Ogni quadro ha una figura, un'immagine che ti tocca il cuore. Questi, voglio ricordarli, non sono numeri, non sono statistiche, sono volti e in ogni volto c'è una didascalia che ben spiega quello che questi ragazzi avevano progettato per il loro futuro, le loro ambizioni, i loro sogni, che non verranno, come questi di Mattia, mai più realizzati. Voltiamo decisamente pagina, apriamo quella politica. Malumori in casa Lega. Nella notte sono apparsi degli striscioni contro Salvini fuori dalla sede del Carroccio al K3. Stamattina sono passato, non c'era nulla. È da capire se questi striscioni sono stati messi da cittadini, sono stati messi da militanti, sono stati messi da sostenitori, sono stati messi e lasciati esposti e magari poi rimossi dalla polizia locale, o se magari semplicemente sono stati affissi, fotografati e tolti per poi farli circolare sui social, visto che siamo nell'era dei social. Quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Il dato di fatto è che comunque un calo di consenso c'è a livello nazionale. In Veneto e in particolare in provincia di Treviso le regionali, le elezioni
elezioni regionali hanno dimostrato che questo non c'è. Archivia così gli striscioni apparsi nella notte fuori dal K3, sede del Carroccio a Villorba, Dimitri Coin, che non nasconde i malumori tutti interni al partito, legati soprattutto, dice, ad un calo dei consensi a livello nazionale. Con il Veneto e Treviso però in controtendenza, grazie, chiosa Coin, agli uomini della Lega che continuano ad essere elementi di rappresentatività per i cittadini. In un clima non certo facile si guarda con attenzione alla 2 giorni di Mogliano, quando i vertici del Carroccio si ritroveranno per analizzare il momento che sta vivendo il partito. Per ora non è ancora stato formalizzato, ma l'appuntamento sembra ormai confermato. Ad esempio, come parlamentari a noi è stato chiesto se eravamo disponibili quei giorni, e quindi siamo oltre, insomma, l'annuncio sulla carta. È chiaro che poi ci sono tutte le problematiche legate all'organizzazione, ma insomma indicativamente 4 e 5 luglio, ma la volontà di fare un incontro assolutamente c'è. Organizzato dalla segreteria federale, resta ancora da chiarire chi parteciperà al vertice, ma di una cosa Coin è certo. Non si saranno resi dei conti, sarà un momento dove si dialogherà e se ci sono delle soluzioni da trovare magari verranno trovate. Un momento di confronto quindi con Salvini sempre al timone del partito. Che ci siano delle figure che magari possono mettersi a fianco e lavorare assieme a lui per dare forza e vigore all'azione politica, questo magari verrà deciso nei prossimi giorni. Le figure in questione potrebbero essere Zaia e Federica, proprio quei nomi indicati negli striscioni apparsi a Villorba. L'ultima considerazione poi è per la fuga di alcuni esponenti del Carroccio verso il futuro nazionale di Vannacci. Può essere magari si può partire da una non condivisione di un percorso politico da parte di chi ti ha eletto, e in questo caso viene meno il rapporto fiduciario con gli elettori che comunque ti hanno dato quel tipo di incarico, oppure anche può essere una ricollocazione rispetto a un immaginarsi o di un venir meno di un ruolo che ora si ha. Intanto lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento della Lega, al quale parteciperanno, oltre ai 4 presidenti di regione, un rappresentante dei presidenti dei consigli regionali, sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di province e una delegazione di ministri. Avrà il compito di affrontare le principali questioni di interesse nazionale, dal piano casa alla sicurezza urbana, dal costo della vita al taglio della burocrazia. Sempre di politica parliamo, andiamo a Castelfranco perché è stata presentata la nuova giunta. Abbiamo adottato criteri ovviamente di competenza, di fiducia, di capacità di fare squadra, che sono quelle le caratteristiche, ripeto, tante persone valide ci sono nella squadra. Queste le caratteristiche degli uomini e delle donne che compongono la nuova squadra che affiancherà la neosindaca Ghi Mentona nei prossimi 5 anni. Con la presentazione della giunta prende ufficialmente il via il mandato amministrativo della città. A Daniele Manente, candidato al primo turno, poi alleato di Ghi Mentona nel ballottaggio, la carica di vice sindaco con referato al bilancio. Alle politiche educative e familiari Serena Stangerlin. Cristian Antonello sarà l'assessore allo sport. Claudio Beltramello si occuperà di sanità e politiche abitative. Laura Piazza avrà il referato alla cultura e turismo. I lavori pubblici saranno affidati a Barbara Concolato, mentre ad Alessandro Boldo è affidato l'assessorato all'urbanistica e rigenerazione urbana. Tutte le materie non delegate come sicurezza, polizia locale, politiche giovanili restano attribuite alla sindaca, che punta ad una collaborazione molto più ampia per il governo della città. Conto di avere comunque il supporto anche di persone che non sono parte formalmente della giunta, ma che chiedo di essere al nostro fianco, perché insomma quello che dobbiamo fare è un'impresa importante e c'è bisogno dell'aiuto di tutte e di tutti. Una partecipazione che intende coinvolgere anche i cittadini. Questo comporta anche la necessità di prendere delle decisioni, ma queste saranno sempre possibilmente condivise anche laddove dovessero essere difficili, ecco, con la cittadinanza. Ed ora apriamo la cosiddetta pagina alpina. Vedo già sullo sfondo il nostro Lucio Zanato direttamente da Gemona. Lucio, buonasera.
Buonasera Edi, buonasera ai nostri telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo qui, siamo al termine sostanzialmente della prima delle 3 giornate della Trivenete, insomma, no? Del raduno del terzo raggruppamento qui a Gemona. Prima giornata che abbiamo raccontato sin dalle 8:15 di questa mattina con tutti gli eventi, partendo dalla caserma Manlio Feruglio di Venzone, il ricordo dei caduti, poi alla Goi Pantanali, caserma del gruppo Conegliano, del gruppo Udine, anche lì per ricordare questa volta i 29 alpini che sono purtroppo deceduti nel crollo della caserma proprio il 6 maggio del 1976 con appunto il terremoto che sconvolse questo terreno, questo territorio, questa gente. Perché? Perché questo raduno è davvero particolare, legato proprio in maniera indissolubile al terremoto. Qui gli alpini furono tra i primi a giungere, naturalmente gli alpini in armi e poi successivamente gli alpini in congedo e in riposo. Perché? Perché l'allora presidente nazionale Bertagnolli chiamò tutti i presidenti delle sezioni e disse gli alpini devono intervenire perché il Friuli ha bisogno di loro, e nessuno si tirò indietro. Pensate, 15.000 alpini lavorarono in quei mesi a sgomberare, a cercare di mettere a posto le case, a dare assistenza alla popolazione facendo anche pasti, insomma furono veramente la protezione che diventò poi protezione civile. Tutto questo l'abbiamo raccontato questa mattina, continueremo a raccontarlo domani. Questa sera alle 21 saremo in diretta con una serata dedicata alla musica e ai canti con Requiem e Rinascita del Duomo qui di Gemona. Dietro di me abbiamo invece la sezione di Treviso con il presidente Franco Giacomin. Perché? Perché loro sono qui naturalmente per partecipare, ma anche per studiare, vero Presidente? Beh sì, nel senso che il prossimo anno toccherà a noi, quindi abbiamo anche la necessità di affinare le cose che abbiamo già sviluppato e chiaramente questa è l'occasione per vedere anche come dire, cosa si può migliorare, perché c'è sempre da migliorare, fermo restando che l'organizzazione di Gemona, da quello che vediamo, è veramente esemplare. In effetti noi qui ci siamo trovati perché voi avete fatto sostanzialmente un sopralluogo per quanto riguarda la logistica, e allora Tommaso vi fa vedere ad esempio l'allocazione dei camper, e guardate quanti ce ne sono, siamo al venerdì sera, quindi significa che c'è organizzazione, c'è ordine, c'è disciplina, ognuno sa dove deve andare e nessuno e niente è lasciato al caso, che è poi tipico degli alpini. Assolutamente sì, l'organizzazione prima di tutto. Ecco, esatto. Ma su Treviso io so che c'è già qualche idea in più, ad esempio una marcia di avvicinamento dei muli notturna. Allora, su Treviso abbiamo una serie di eventi che abbiamo già in programma e che adesso dovranno essere sviluppati. Uno di questi è il coinvolgimento dei ragazzi, perché noi crediamo fortemente che sia giusto, corretto e anche il nostro futuro, per il nostro futuro coinvolgere i ragazzi. 500 ragazzi delle scuole medie, del comprensorio dei comuni, 5 comuni ai piedi del Montello, che cercheremo di portare, che porteremo sulla tradotta, la Fonda, come veniva chiamata, cioè quella linea ferroviaria militare inaugurata 110 anni fa e che ha portato tanti di ragazzi al fronte. Tanti di loro, sappiamo, nella Prima Guerra Mondiale non sono tornati. Insomma, è in linea anche con l'idea del Presidente nazionale, quella di avvicinare i ragazzi, di fargli capire la nostra alpinità attraverso i campi scuola? Assolutamente sì, qui abbiamo il referente del centro studi, il nostro referente Luca Miglioranza, che si adopera da tanti anni e l'anno scorso, tanto per dire, siamo riusciti a coinvolgere 1200 ragazzi, quindi per noi è importante, in virtù anche della possibilità che l'associazione ci ha permesso, e cioè di garantire una convenzione con il Ministero dell'Istruzione che ci consente appunto di migliorare anche l'ingresso nelle scuole per parlare di tanti argomenti, compreso anche la nostra storia, ma non solo. Presidente, un attimo che chiedo a Luca Miglioranza, perché il centro studi ha già anche qui una postazione da poter visitare. Ricordiamo dove, perché ci sono tanti eventi e magari qualcuno domani o dopodomani, magari con il treno storico, viene qua e vorrà vedere cosa proponete. Sì, come centro studi del terzo raggruppamento, ogni anno dove si svolge appunto il raduno
viene allestita una mostra dove vengono presentate tutte le attività che i centri studi fanno del Triveneto, di tutte le sezioni del Triveneto. La mostra è in via Dante, è la via che porta dalla stazione verso il centro, è aperta da domani mattina alle 9:30 fino alle 9 di sera e anche domenica. Quindi è l'occasione per vedere cosa fanno i centri studi, cioè cosa fanno gli alpini oltre alla protezione civile. Io dico sempre questo, oltre alla protezione civile i centri studi fanno tante altre cose. Ecco, come sta il nostro Presidente nazionale, Vicepresidente? Il nostro Presidente l'ho visto questa mattina alla Goi Pantanali, una cerimonia molto sentita, specialmente da parte mia perché io ho fatto proprio servizio militare alla Goi Pantanali e sono arrivato nel 1980. Erano passati 4 anni, però ancora si vedevano tanti problemi a Gemona che adesso sono stati risolti da parte dei 11 cantieri dell'Associazione Nazionale Alpini. Questa mattina, ripeto, ho visto il nostro Presidente nazionale molto attivo, molto in forma e speriamo che si mantenga così, anzi sono sicuro che darà se stesso in maniera proprio decisiva e comunque è un grande Presidente e speriamo che continui così. E come sezione di Treviso ha parlato il nostro Presidente sezionale, io penso che il prossimo anno sarà un grande raduno triveneto. Bene, Presidente, l'appuntamento però per domani qual è? 9:30, anzi ammassamento alle 9, 9:30 sì. Dove? 9:30 alla Lazza Bandiera, poi nel pomeriggio ci sarà un ricordo anche al Presidente Bertagnolli e l'inaugurazione di un monumento agli alpini, ai lavoratori alpini che hanno operato nei 11 cantieri ANA. E poi la sera alle 18 la Santa Messa al Duomo e alle 20:30 al Teatro Cristallo verranno consegnate le medaglie che la sezione di Gemona ha predisposto per consegnare poi a chi appunto ha lavorato nei cantieri. Ecco, tutte cose che noi continueremo a raccontarvi costantemente in diretta dalle reti media nord-est. Argomenti ricchi, naturalmente poi domenica mattina seguiremo sin da prestissimo perché seguiremo già dal treno che partirà da Treviso alle 6 per arrivare qui alle 8:15 quella che poi sarà, diciamo così, la giornata cruciale, quella più importante, ovvero quella dello sfilamento domenica a partire dalle 7:15. Tutto questo naturalmente seguiteci perché gli alpini sono importanti e raccontarli è altrettanto importante per noi e per tutti voi perché fanno parte della nostra società e della nostra storia. E con questo linea allo studio. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti. Qualche istante di pubblicità, poi torniamo con le notizie, a tra poco. Eccoci tornati in diretta, vi ricorderete la storia delle suore di clausura di Vittorio Veneto che erano fuggite. Bene, si è conclusa la vicenda che le legava le donne fuoriuscite dal monastero di San Giacomo di Veglia. Oggi vivono in una casa di San Vendemmiano come monache laiche, avevano chiesto la dispensa dei voti proprio per non ricadere dentro la giurisdizione dello stesso dicastero, dispensa che è arrivata. In questo modo madre Aline e le consorelle possono proseguire le loro attività nella comunità come suore laiche. E torniamo invece nel centro di Treviso. È stata presentata una barca innovativa progettata da dei giovani per pulire i fondali. E così è in modalità di raccolta. La nostra imbarcazione, come i sistemi, ha a prua montata una barra falciante che è in grado di tagliare le alghe, sia quelle più in superficie che più a fondo. E infatti si può regolare l'altezza tramite un sistema di verricello che abbiamo ancorato al telaio dell'imbarcazione e successivamente al centro dell'imbarcazione c'è un nastro trasportatore che si cala sul pelo del mare e raccoglie quello che viene tagliato, alghe, detriti. La bella Treviso, città d'acque, coi suoi fiumi celebrati da Dante e i suoi canali cantati dal Carducci, deve però mantenere i suoi corsi d'acqua puliti, rispettando l'ambiente. A questo ci hanno pensato 5 giovani ingegneri di Belisama Yacht, presentando Cybercat Clean 80, una barca completamente alimentata con pannelli solari fatti per la nautica. Sfalcia e raccoglie i rifiuti senza inquinare.
qualche anno fa abbiamo fatto la risagomatura di tutti i canali cittadini. È altrettanto vero che la pulizia dalle alghe dei nostri canali è un impegno anche economico importante. Grazie a questa startup giovanile Bellisama ci hanno presentato questo progetto innovativo con questa imbarcazione totalmente elettrica, quindi un occhio di riguardo nei confronti dell'ambiente, sia perché lo puliamo sia perché non inquiniamo mentre lo puliamo. Quindi mi fa particolarmente piacere che questa sperimentazione il Comune di Treviso lo faccia con una startup giovanile, dove i giovani hanno messo a disposizione la loro professionalità e la loro sensibilità. Abbiamo presentato il nostro prototipo, dove abbiamo già consegnato in realtà un'imbarcazione a Veritas che lavorerà sulla laguna di Venezia, e adesso stiamo parlando con il Comune di Treviso, con Infrastrutture Venete, con la Regione, per cercare di ampliare questo progetto sostenibile. Treviso è la prima ad ospitare la sperimentazione operativa, che inizierà nel tratto compreso tra Ponte della Gobba e Ponte Santa Margherita e proseguirà per le successive 2 settimane su altri corsi d'acqua cittadini. Spendiamo circa sui 350.000 euro all'anno. E in questo modo potreste risparmiare? No, non si risparmia sugli importi, però abbiamo qualità ambientale e qualità anche nelle lavorazioni. Costa 150.000 euro, ma ha il pregio di essere modulare, quindi può diventare più piccolo o più grande a seconda del luogo dove opera, e anche l'interesse della Regione, che gestisce 500 km di idrovie, è altissimo. La Regione aveva già posto attenzione a questo progetto proposto da Bellisama, lo abbiamo anche già provato, stiamo pensando ad un progetto proprio specifico anche adatto ai canali in gestione da parte della Regione Veneto. Vediamo le previsioni del tempo per questo fine settimana. Domina incontrastato un campo di alte pressioni molto forte, livellato, ben al di sopra dei valori normali, vedete la carta del tempo, che isola un po' tutta la pianura padana, diremo tutta l'Italia. Complice poi un promontorio in quota di origine dell'entroterra africano, fa sì che questa combinazione, che le temperature salgano vertiginosamente. Abbiamo in corso un'ondata di calore molto forte, ce ne siamo accorti tutti, aria calda che poi si insinua sempre più, staziona sulla pianura padana, quindi sulle nostre zone, e si carica di umidità e quindi di energia. Ecco, poi pian pianino la situazione diventa critica. Comunque è presto detto, c'è l'imprevalenza sereno per sabato, per domenica, ma potremmo dire per una decina di giorni. Naturalmente qualche fenomeno di instabilità potremmo avere sui rilievi a ridosso dei stessi, ma col passare del giorno fenomeni di instabilità sono previsti, ma la prossima settimana anche in pianura, proprio per effetto di un maggior riscaldamento e di carico di energia, di vapore. I venti sono deboli, praticamente quasi inesistenti, fortunatamente c'è un po' di brezza lungo le coste che dà sollievo. Temperatura, ecco, parte dolente, le minime 24-25 gradi, le massime 35-36 gradi. 35-36 gradi all'ombra, naturalmente si consigliano stare al sole, perché al sole con i raggi diretti le temperature sono molto più alte. L'Alto Adriatico è quasi calmo, diciamo calmo potremmo dire, e sarà calmo per diversi giorni. È tutto. Apriamo la pagina bellunese. Incidente stradale, tragedia sfiorata stamane a Belluno. È risultato positivo all'alcol test il bellunese classe 1957 che ieri attorno alle 19:30 lungo Viale Europa a Belluno ha falciato una coppia di coniugi mentre attraversavano le strisce pedonali che collegano l'ospedale San Martino con il comando provinciale dei Carabinieri. Nonostante l'intervento pressoché immediato dei sanitari, poiché il luogo dell'incidente dista solo pochi passi dall'ingresso del nosocomio, le condizioni della coppia e in particolare della donna, una bellunese di 64 anni, sbalzata per diversi metri sull'asfalto a causa dell'impatto, sono apparse subito molto gravi e si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Treviso, dove la donna si trova attualmente ricoverata. Il coniuge, anch'egli bellunese di 67 anni, verserebbe invece in condizioni
condizioni leggermente migliori ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Belluno. Degli accertamenti in merito alla dinamica dell'incidente, così come della gestione del traffico, rimasto bloccato per circa un'ora lungo una delle arterie viarie più importanti della città, si sono occupati i carabinieri, mentre i vigili del fuoco si adoperavano a liberare la carreggiata dai detriti. L'investitore, risultato positivo all'etilometro, è stato deferito all'autorità giudiziaria. Arrestato un uomo che evadeva i domiciliari per andare a rubare. Evadeva frequentemente gli arresti domiciliari, talvolta per rendersi responsabile di crimini quale il furto in abitazione. È stato arrestato il 18 giugno dai carabinieri di Setteville su disposizione del GIP del Tribunale di Belluno un uomo di nazionalità marocchina che dallo scorso dicembre si trovava in stato di arresto dopo essere stato colto in flagranza di reato a seguito di numerosi furti di autovetture e in abitazioni commessi tra i comuni di Feltre e Setteville. Una storia lunga e travagliata di un rapporto sprezzante e recidivo con la giustizia, quella dell'uomo che dopo una prima scarcerazione depenalizzata in obbligo di dimora nel comune di Setteville con permanenza in abitazione nelle ore notturne è stato ripetutamente sorpreso a passeggiare nel comune fuori dagli orari consentiti, mentre numerose assenze ingiustificate dalla propria dimora venivano constatate dai militari nel corso di numerose ispezioni. Trasgressioni culminate non più tardi di una ventina di giorni fa, quando l'uomo si è reso responsabile di un nuovo furto in abitazione perpetrato proprio nel comune di Setteville, una reiterazione di condotte illecite e di violazioni delle prescrizioni imposte che ha reso necessario il trasferimento in carcere, dove l'uomo si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. In fuga per 10 anni alla giustizia è stato arrestato un 38enne. Era rifugiato all'estero da quasi 10 anni il 38enne di nazionalità albanese, identificato dagli agenti della polizia stradale lo scorso 14 giugno nei pressi di Longarone. L'uomo, che assieme ad altre 2 persone viaggiava a bordo di un SUV di colore nero, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2017 dalla Procura di Treviso per reati legati al possesso di chiavi alterate e grimaldelli, porto di armi e oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale, per un cumulo di pena pari a 1 anno di detenzione. Il controllo dei dati operato dagli agenti di polizia ha permesso di risalire rapidamente ai trascorsi dell'uomo, che da quasi 10 anni si era spostato fuori dai confini dello Stato, presumibilmente per sottrarsi alla detenzione, e per i quali è stato tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Baldenic per scontare la pena. Era l'ultima notizia per questa sera, le previsioni del tempo dopo la sigla. Una buona serata, arrivederci.